c'ho desa coppa o iatto, con da gran vigna. Ma io resto allorchito. Ma siamo sicuri che non è uno scherzo? La maucca, per sapere, non è nasciuto mai una menzogneria. Oh, E allora lei vuole dire che l'ammalato non è ammalato? ma allora all'orchito davvero siete. Ci volessi dire una paroletta. Ma io dico, con tutti i misteri che ci sono per piedi, proprio che non do dottore, ho a fare. Ah. Ma santo Dio. Che saccio? Poteva fare un scopasciate, un speruglia facenni, e non saccio, non saccio. Un lampionario, un recamorto. Ma dottore, no, no, oh. E le medicine, le pillole? Tutti così no gabinetto. Dato che non c'è, me ne vai. Ma quando torna, lo voglio visitare. Ce l'hai o non ce l'hai questo Ma diritto? certo che alla vita che non è stato cuccato che ci hanno mancato in robe da cannalevare, che ci ho detto da un infitto, non malato. Io lo devo visitare. Ah, sì? Io sono il suo medico curante Ah, ma stare e non attenti. posso essermi sbagliato. No, e che vuol Lui dire? era affetto da un miocardio clorona sclerosi con grave turbe del tipo Adam e Stock. Io sto a cafisso. Antonella, tu. Ah, sintomi, micro, uomo e stocco. Ma madonnuzza, ma quando ne hai visto io la vedo io? Ma che intra per già casa tua sindaco faneo. C'è permesso? Nel nome del padre del Il signor Cappellano dove si trova? Il signor Cappellano è nisciuto. E io lo aspetto. È come se fosse stato sconnessa, Chita. Signorina, se bessasse si ama che non siamo con la cascio, Caingia. Su venne padre Cappellano, scomunica per tutta la vita. Tanto piacere. Sì. Sta fumacando mezzo mondo che sta. L'hanno ammazzare. Pare Luca uno si trovano a fumare loro da. Signorina, Caingia non si fuma. E io fumo. E se vi disturba, lasciatemi sola. Ah sì, lascio sola. Ora mi scordo che sogna perpetua, e ha unghio a chissà come una c'era merda. Onesto! Cai e che bella paruva pure l'orio. Marco, Chi? quando onde chi che Ma l'altro, magari a chi che l'altro mi sopportare, ma che ha fatto signore? Chi l'ha? Ma di cui sta parlando? Che di chi sta qua? E che sta questo? Che chi che dico io? A che picchiamo fuoco lo mangibello? A che scatasciamo la montagna? Questo sta poppa di tamburello, sta attaccando lo minzo della casa. Ah, non so io qui è chi sta, dice che aspetta a Padre Cappellano. E allora può mio parreno, questa rotto la rotta che tiene la mareggia. Allo padre Cappellano attendati. Che è sta mota? Ma che muta, chissà appena era pauca, signor scansata, ne fa nascere a sto paio di caingia. Ah, ma voi la conoscete allora? Io, signore perdonate, io che conosco queste femmine. Ma cosa state a guardare così incuriosite? Vi sembra forse una delle 7 meraviglie? Andiamo a fare una segna che nessuno lo cicola a queste. Usava come sta parendo una pupa da cabala antica. A me sa come sta parendo. Una delle femmine pettorate nelle portelle delle carrettine che vengono le moluna alle strade del paese mio. Vero, chi doveva passare da sotto dei pomodoro l'ha sfammato. E voi così penitenti dell'uno mio parreno? Non vi capisco. Miezza che non mi capisce, a che parlo straniera? Signorina, chi vado a conversare per caso? Per col padre Cappellano? No,
Veramente? È padre Cappellano che si deve confessare con me? Mezzica, Caterina, che sta mi pare con le cerevette un po' sbordate. Mamma, cara E mia. cosite voi che non potete mio parreno se vi sta a sconfessare con voi. Abbiamo avuto certi rapporti intimi e perciò si deve confessare? E che ne sembra Maricchi? Sta facendo dei rapporti intimi non mi piace. Manca sta mia. facendo mi fa affetto del bruciato. Ma cara mia. Sono venuta per chiarire la questione del fazzoletto, dopodiché se la sbriga con chi di dovere. Lo fazzolettino sprofumato. Già, Ah, vediamo, andiamo a finire. Mezzica, che è sto fazzolettino? già proprio quello. Spriate mi sta facendo. Come mai si trova nella saccona della tonica dove non potete mio parreno? Lo ha voluto l'altra notte al veglione di carnevale. Allo veglione di carnevale, non ne potete mio parreno. Suo nipote era vestito in maschera, una maschera orientale, un turco con la faccia tutta nera. Tanta Ma non ci credo. Ma nipote è che non religioso. Io Sì, come... suo nipote è un vizioso qualunque che mi ha voluto baciare per forza, che mi ha Porca strappato i vestitini di dosso e per giunta ha voluto pure il mio fazzolettino. Suo nipote era ubriaco fradicio. Oh! Ma dava come parliamo, eh? Fragita, ci siete voi e tutta la vostra sceppa. Luogo ci vuole. fuori da qua. Io di qua non me ne vado, aspetto Luigi che mi deve venire a prendere. Caterina, aspetta, Lolove ci aspetta. Sì, poi venire a Lolove ci pigliare. aspettate. Avanti, Caterina, picchiamola, abbiamola fuori da qua. Ora, signorina! Ora! Signorina, ma le banne per i vettole! Ora, lasciatemi! Fuori! Fuori il fragido! Ah, così. Ah, Perciò? quando ci vuole meglio do pane. Non ne potete mio parreno se la fa con la bagaglia. Oh, non facciamo sto male pensieri. Che se ne può parino non c'entra in questa storia. Che è una matassa troppo impetugliata. E no, la sparogliamo. Tu peghi un velo, io ne peghi un altro, io la sparogliamo. Ah, ci pare che con velo si sparuglia la cosa. Zitta, mota, caiești. Oh, zia, casiti. Tu sta pontena ravaste. Io mi ho Che fatto c'è? una poche bizzedde. Vabbè. Che succede? Oh, C'è stato che entra una femmina tutta appettorata. Eh. Che paria una delle femmine stampate nelle portelle delle carrettine che vengono le molone alle strade del paese mio. Tenia una sigaretta in bocca e scatasciava fumo dalla nasche. Dici che ești malandrina. Corriamo introccionate, che se ci vedeva magari la pontina la raccama da sotto se ci vedeva. Dici che ești malandrina. Io l'uomo non so, ești malandrino me te. Spriata mi sta facendo, perché su ești che tu che stai pensando io. Per davvero la messa all'uzeo cantata ci puoi fare. ma zia, ma qui è la signorina Lesa. Sì, che te la fazzolettino. Ma chissà che famiglia di pazze. Ah, chiesa e casa di tutte. Chissà trase, trova una tonica appennuta, ci metto un fazzolettino in già, sacchetta, e succede tutto questo manicomio. Che c'entriamo? La donna è immobile! Mezzica, lo corincio lo zoccolo tenelo maritello me. Complimenti per davvero, grandissimo pezzo di sforcato. Vuol dire con tutte le armale che ne stanno morendo al paese, lo porco mascolo è malato, e ieri va facendo un ballerino, state. Tutto oggi in poi non ne scicchiò. Te pezzo calla, mea come le mula fausa te pezzo. Avanti, steci da morire nel paese correndo. Ma no, zia, mangiate qua e poi venite dopo. No, perché mi pare che si sta preparando un malo tempo, meglio che ne andiamo. A che te ne scero le senze? Onesto sto malo tempo, onesto. E vabbè, zio, mangiate con tutta la gamba e poi venite. Ti dico no, si stanno avvicinando certe nevole, o malo tempo guarda che arriva. Tranquillo, ne andiamo a paese. Siamo noi. nel paese, a così che ti dare Caso. nel paese. Caso stanno Che c'è, venendo. Caterina? I visto dell'altra già a Maramme che non faccio delle Ma uomini. qui esce che stanno venendo. I pazzi. Zio, e devi venire a bene, ci parlo io. No, basta. Questo è un affare che mi appartiene. Ma che ti appartiene?
stamattina, che c'entra tu? Non No, sto facendo. dico, è giusto che difendo io, figlio di mio frate. E poi non è giusto che uno trasi in casa di un barrino e ne calpesti l'onorabilità. Ecco, lo difendo io. Va bene, un Ti venite a maledetto, banno. però sta attento, non ti fare dare curpa, canevolo porco mascolo malato. Che su da poi tutto il sopetto, ti fai per davvero cucciapata con porco mascolo. Tu, la moglie. C'è badale tale, c'è badale. Sta attento, non Amonete, zia, amonete. Stanno facendo Amonete già banno. Amonete già camera. banno. Se da su tutti che lo vogliono, abbastanza no. Ti giabbanna, ti giabbanna. Vedi qua, mettete già. Ah, com'è che? Ai, a gira, le mano, sgraziati. Ah, uno qua e uno da. E a gira qua. Ah. Questo morto non mi pare morto. A me questo morto non mi pare morto, ricordati. Ma come non ti pare morto? Madonnuzza, appetito hanno. Aspetta, non mi ridere. Avanza, forza! Vediamo che tu dici tu le facciamo di fare la cretina oggi non mi sparo con te, magari. Ma pare che ti aveva detto morta, ma perché fai schifo? È morto! Marco, pi! Un pezzo di parrino malato, era in fa. No, lui! Un pezzo di parrino! No, è lui! Lui chi? Il turco! È lui! Ma come, tu turco? Sì. Io turco! Lui, è lui! Ma tagliate che cercava quando un galantuomo nasce con una sbandurata in guardo, nasce da sta maniera, va. Ma come, avevo preparato un bel piatto dolce di cuore, arrivo già, ci avevo messo il topolino del formaggio, a cidruzzo della iaggia, di cuore arrivo già, i mostri belle piccole, e invece che trovo, oh morto, che me ne dà tante tomburate in guardo così, anzi, sai che faccio? Spacci io magari di sta maniera, ma lei, mortale! Lascialo stare, Luigi, andiamocene, ho paura! Ti devi stare zitta. Luigi, ma non la senti che puzza di cadavere? Chi tu stai sentendo? Ma non è effetti cadavere. Come no, Luigi? State muta, a me questo motto non mi pare morto. Ma come non ti pare morto? Ma se si sente la puzza fino a qui, Luigi, ti prego, Ma che andiamo! saccio che feto è? Feto di pede, feto di salvaggio. Luigi, ti prego, andiamocene, ho paura, ti prego! Ti deve stare calma e soda, perché qua siamo in una casa dei santi e può essere che succeda un miracolo di chi di miracolosi. A me questo motto non mi pare morto. Ma come, Luigi, se viene qualcuno ci possono arrestare per vilipendio di cadavere? Io per sì, colpa tua non ci voglio andare in E galera! mi attaccano tutte e due, e però se che facciamo uniremo una stessa celletta pure in branzella. Rassegnati, Luigi, ti prego, andiamocene! Fammi citare l'ultima tagliata. Madre, a quando aveva grande lavare? Dai, Luigi, Che ti prego, piazza. andiamocene! Cammina, va, cammina. Che c'è? Cosa hai sentito? Sentiste qualche cosa tu? No! Io invece sento qualche cosa. Sicura sì. Sicuro, Luigi! Oggi mi stai sentendo picchiato di tucca, davvero, va? Miezza che me, ammazzate con me questa moto non mi pare morto. Va bene, va. Facciamo come dici tu. Quando ci due parole ne andiamo subito. Sì, però calmati, non che tu caccia farai tu mostrare con te. Carissimo signor Motto, io mi figuro che non siete morto. Ma se siete morto, come stura siete in un paradiso, con l'angeletto che va bene l'acqua benedetta e vi benedicero. Tutto santo e benedetto. Ma se tu non siete morto, non la tennesci un pizzo da casa, eh? Non tennesci fuori da questa stanza. Non dovete uscire fuori di un cortile allo buio, perché se vi prendo, ne esce lì il casapone, vi taglio la testa come i mascolini e me la appendo qua come ciondolo dallo gelecco. Ci siamo spiegati? Sì, Luigi, l'ha capito, andiamo! Requa materna! Vedi che c'è qua? Ah, oggi non consiglio una letta e manco la varo morto. Ma cosa da impazzire, va, cosa da impazzire. Amica, amica. Andiamo,
state là qua. Mi chiama Citu. Poco d'acqua, Botto sale. Ah, Citu, Sì, sale, e con l'acqua. l'insalata. Oh, ma l'altro non finito, te non letto se sono io. Io diceva, ma che su che rappresenta? Sperto rappresenta. Ne potete? Scherzo, era babbazza, scherzo, vivo sogno. Vivo sogno. Baciassimo le mani. Dovete scusare se vi abbiamo disturbato in questo festino di famiglianza. E che dovevamo completare una discussione con vostro zio. Hai visto che morto non era morto? Pezza di scongiorota. Oggi con le sette, lei sa davvero, sì. Appena parliamo dopo. Ne potete. Questo signore è venuto per discutere una di situazione che dobbiamo chiarire per forza. Sì. E si disse, ma per chiarire questa situazione, che volete? Ah, non sapete che voglio? Che vuole? Cingolere? Che No, cingolere? sì, 50 lire. 50.000 lire? Come minimo. Ne potete? Chi vuole 50.000 lire? Questi 50.000 lire come ve la disse a dare? Guppate o scoppate? Le sette come vuoi 50.000 lire? No, alle 7 ci Non stanno è dando lei. già l'acconto, si girasse qua. L'acconto ci stanno dando. Ah, l'acconto. Sì, Ma così senza saperlo. senza saperlo, all'improvviso. Sì. Come volesse allora? Guppate o scoppate? Li vorrebbe qua, tutto nel palmo della mano. Nel palmo della mano. signore. Nel palmo della mano. E c'è meglio. E cominciate a pigliare. Cominciate a pigliare. Lire. Finalmente me lo vai sto gran viso di sopra lo stomaco. E ora levati da sopra la panza a me. Complimenti per davvero, Oh, malato. Ma è veramente io. Mala femmina. No, ma malangeno. Malende- Torco. malendeso c'è. Grandissimo pezzo di sturcato. Non è. Tu d'oggi in poi non esci più manco per alla società. Ti attacca all'anca mea e tu d'oggi in poi a badare sull'allarmale e a stare chiuso in campagna. Non esci più, mai! Oh, No freddo, sì. no freddo, Oh, no freddo, no freddo. sì. Ieddo. Yaddo. Mare tenno bello meo. Bello. Meo. Mio. Cori. Corri. Corre! Ma come corre? Ecco! Corre, sei l'ogno che